E ci siamo? Ci siamo! E allora ribuongiorno, alle 12:06 riparte alla Catalla, riparte perché già la prima parte è andata in onda dalle 7 alle 9 del mattino in diretta da Casa Castiglia nella versione Wake Up. Buongiorno anche a Gianfranco Comis. Buongiorno Giuseppe, come stai? Bene, grazie, tu come stai? Io abbastanza bene, non mi lamento. L'argomento di oggi, credo l'abbiamo fatto tempo fa, se non mi sbaglio, però è un completa la frase, Gianfri, Sì. sono curioso oggi di saperlo. Hai pronta la canzone tu casomai? È pronta? Ce l'hai? Quella che mi hai chiesto tu. Quella che ti ho chiesto io, perché oggi apriamo con quella, in quanto l'argomento è completa la frase, e la frase è: se nasco un'altra volta, puntini, puntini, puntini. Non succede quasi mai che mi svegli così presto. Se nasco un'altra volta, caro mio, Che guarda, fai? di sicuro non voglio nascere qui. Ah no, quindi No. non vuoi fare alla Catalla, questo no, volevi no, dire. no, alla Catalla tu lo volevi voglio dire fare, questo, che tu però non sai vuoi com'è? nascere qui perché non Sai vuoi com'è? fare alla Catalla. No, E allora? Guarda, invece ti dico una cosa. Dillo. Resto qui apposta perché voglio fare alla Catalla. Tu mi dici sempre vai via, devi andare via, devi Giusto, andare culo, all'estero. c'ere covattine. E io ti dico No, no, non niente. ci voglio andare perché Niente. io sono legato qui, perché io faccio alla Catalla, quindi io non riesco ad andare fuori. Poi fuori con chi faccio alla Catalla, capito? Non è che c'è Non un è che altro lo fare per Castiglia. forza, voglio non è dire, che poi c'è un non altro... sei legato affatto, Vai- proprio vai che poi i a cristiani Londra. pensano che ti teniamo qua sequestrato con una catena a bere. No, sono Non io sei che legato. Mi sono sequestrato io. È bello, no? Anche che i ragazzi si incontrino tra loro, quelli di Certo. Sanremo Doc, quelli che fanno altre cose. Per esempio, quelli della MTM Metamorfosi, uno di questi è Domenico Bianco, detto Nico. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Nico, tu arrivi da Barcellona a Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Sei giovanissimo, quanti anni hai? 21. Hai capito, Gianfri? È ancora più Giovanissimo. giovane di te. Sì. Molto molto giovane. E già il suo primo singolo, Gianfranco, che si chiama Voglia di vivere, è vero Nico? Sì, sì. È già uscito da un anno, adesso a Dicembre dicembre fa un anno, un annetto, e già stai lavorando però anche al tuo primo EP, quindi un disco completo che poi oggi non si può più chiamare disco perché il disco non c'è più fisicamente, però il tuo lavoro progetto, si chiama così, il tuo progetto completo è in lavorazione. Tu di solito scrivi da solo, c'è qualcuno che scrive per te, vuoi ringraziare qualcuno? No, scrivo da solo le mie canzoni, compongo con chitarra acustica appunto il testo. E ringrazio ovviamente Carmen Villalba e l'MTM Metamorfosi. Intanto questa canzone però la trovate già, la possono comprare, eh? Sì, è su tutti gli store digitali. Esatto, basta cercare Voglia di vivere, Nico con la K come alla Catalla, per cui insomma lo trovano. E possono potete trovarmi comprarla. anche sulla mia pagina ufficiale www.nicositeofficial.it. Com'è Nito Site? Nico Site. Nico Site Official. Punto Ecco. it. Mamma mia, uno si casseria. Ma una cosa più facile. Ma una no? cosa più semplice, tipo Sugnocca, no? www.sugnocca.it, no, niente. Eccoti Clausone, qua, sì. ci sei tu da bambino Aggiorno così vado a guardare. con le tue cuffie. Effettivamente potrei essere anche io da adulto. A quanti siamo? 30.000 e E 87. 88. Ne mossi uno. E non lo so, ho mosso uno ora oppure Ne sei mossi aggiunto. uno perché poco fa erano 88. Vabbè, giuro. futtitinne. Vabbè, Gaetana e Paolo Lizio, Elvira e Sebi Sì. Pagano sono gli ultimi che sono arrivati nella piazza, Benvenuti. insomma, Sì, nella sì, pagina. è una piazza. Stavo dicendo, no, che il stavi sogno dicendo? di molte donne è quello di nascere uomo. Perché sta cosa? Pensano forse che l'uomo abbia dei vantaggi, Non lo so, no? il sogno Nella di un amico società. mio era di nascere donna perché a così si pungeva tutto il tempo, capito? Siccome non gliela dava nessuno, lui voleva nascere donna per mungire silu da solo, capisci? Per toccare una donna avrebbe voluto nascere donna. L'argomento di oggi è una frase da completare, ovvero se nasco un'altra volta, e allora Jonathan 87 dice buongiorno Peppe Nano Infame, si dice se nascessi un'altra volta, Cannarozzoni, bestia, completa la frase, no? Se nasco un'altra volta, per esempio, ti da ballon da panza. Buongiorno al nostro amico che si chiama invece Elio Rinella. Buongiorno Elio. Ciao Giuseppe, ciao Gianfranco, o Oh. quello che ne rimane di Gianfranco. Gianfranco ormai chi lo che è, non è che... dicevo catanese, cantautore, e quindi vuol dire che MTM si muove un po' in giro per la Sicilia, anche se è un'etichetta che ha origine dalle parti del messinese, lo possiamo dire? E possiamo dire la tua età? Perché se felare tutto? Ma dillo, futtitini, quanti ne hai? 40 anni, 40. questo significa che uno ci può provare fino a quando vuole. Esatto. Hai capito Gianfri? Faccio l'applauso. Perché la musica non è un ambiente facile, Elio, è vero o no? Bisogna fare gavetta, bisogna anche trovare il momento giusto e anche persone che ci credono. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Elio?
Beh, continuare nel campo musicale e poter cercare di far passare i miei pezzi un po'. Qual è il cantautore a cui ti ispiri? Se parli nel microfono ti sentono anche a canalicchio. Dai. Sicuramente De André e De Gregori sono quelli che Quindi insomma la vecchia scuola del cantautorato italiano, quello pesante, no? Sei cresciuto a Pane e De André per caso? Più o meno. Più o meno Gianfranco, quindi ci aspettiamo una canzone di questo livello, no? Una canzone di cantautorato italiano. Allora, quella che ci hai portato si intitola Passi. Passi, nel senso di prego si accomodi? Passi? No. Passi nel No. senso Nel senso di camminare, mi sembrò? no? Cioè mi passi? Mi passi? No. Potrebbe essere una versione. Nel senso di Nel senso passi, dei nostri passi. dei della nostri vita. Però passi mi della passi, vita. la variante mi passi. mi Stai piace. zitto No, tu, che quale minchiate certo. le dico solo io. Stai zitto, Era tu devi carina. dire il numero di telefono e devi mettere le canzoni e basta. Oh, dunque Jonathan87 dice: Peppe, se nasco un'altra volta, ma accatto una ritmo, mi metto sotto ad alcuni amici. Ecco, alcuni amici io già uno lo conosco, secondo me. Poi buongiorno Giuseppe e Gianfranco, se rinascerei un'altra volta, Sì. ma proprio scritto così, mi piacerebbe essere un animale. Sei un animale. A Io- livello verbale sei un animale, sei. Se rinascerei un'altra volta mi mangiassi un dizionario di Ecco. italiano. Vabbè, Ciao comunque, Ciccio. vabbè. Cose che ammattano. È Ciccio, il nostro amico Ciccio. Lo salutiamo con tanto affetto. Meno male che è il nostro amico, Oh, Davide Usuli, così si fa chiamare lui, dice: buongiorno Peppe Comis, vorrei che già a 15 anni sarei bastardo Hai Nori che aperto ancora il taglio proprio, Vabbè, con Vabbè. l'esperienza di ora e ricordarmi di tutto questa vita attuale, inchia se non mi facesse 4 risate con una para, dice, hai capito? Sì. Luca del Trestor dice: buongiorno, a questo punto mi viene da dire chissà come avrebbe stato se non ti avrei incontrata. Un saluto da Luca Trestor. Ciao, Luca. Del centro Sicilia. Giustamente, visto i messaggi che abbiamo appena letto, giustamente Luca dice: mi viene da dirlo, no? L'ascoltatore medio catanese che Sì. torna a casa dopo aver sentito Ah. questa canzone, la moglie lo accoglie. Amore, hai tornato? E senti, piccirino, ma non da banna, dai vicina, non ti studiare, non che dormisce con gas che devi No, imparare. il gas no. Amore, ma che cos'hai? Niente, una canzone in radio, una, come si chiama? Marcella. Marcella, Marcella sì. Morella. No, Una Marcella Morello. Morello. Morella. È ancora più calda come cosa, bella. capito? È una Si Marcella chiamava Morello. si chiamava Bella, era Bella, era sì. by night. Sì. Poi smetti. Sto alla catalla, io non le sento più. Amore, abbiamo cucciato 8 figli. E va bene, uno 8, 9. Uno va molto 10. Basta. Se qui ti dice 39. Ma che vuol dire? Uno vai, uno viene, Marietta porta la libretta 549, buono su. Si chiama Elio Rinella, la canzone si intitola Passi, è una produzione MTM Metamorfosi di Carmen Villalba e noi abbiamo il piacere di averlo qui dal vivo. Qualcuno da ringraziare in particolare, Elio? Sì, gli amici che mi seguono, Che ti sostengono, che mi vero? sostengono come Salvo e Cristina, che mi sostengono Senti, talmente ma tanto. di solito quando scrivi una canzone, visto che tu sei un cantautore, a chi la fai ascoltare per primo? Chi è la prima persona a cui chiedi il parere se quella canzone magari è carina, se sta funzionando, se è il caso di continuare a scriverla? Chi è il tuo consigliere o la tua consigliera? Chi mi capita a tiro. Chi ti capita a tiro? Primo cangaghi? Praticamente. Che magari a strada, che ne so, c'è Perfetto. uno che tu ti viene in mente una canzone, lo fai e mi dici: senta, lei che ne Chi pensa? mi piace, a buono, questo cioè. livello, hai capito Gianfri? Direttamente da Vittoria, provincia di Ragusa, Giancarlo Parisi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Oh, Giancarlo, intanto grazie per la pazienza, anche se per la verità oggi recuperiamo il tuo intervento perché l'altra volta avevi la febbre. Sì, la scorsa settimana. Infatti avevo la febbre. vinne, vedi, armato di sciarpetta È perché incuponato, come il cantante si deve incupunare, Sì, sì, soprattutto per la la voce. gola, per la voce. Le canzoni le scrivi tu oppure te le scrivono? No, le musiche sono del maestro Gino Finocchiaro. Nendi di meno, Hai capito, che già c'ave guarda. autori importanti, Caruso e E Casemo. l'autore dei testi è Uè. Francesco Ferro. No, magari! È questo giovanottino qui che si chiama Giancarlo Parisi che canta questa canzone molto Bravo. molto carina che Grazie, state ascoltando. Ma bravo, bravo. Complimenti, bravo, Oh, veramente. è anche una scelta coraggiosa scegliere questo genere, no? Perché magari uno dice vabbè facciamo il pop classico tipo, che ne so, tipo i Modà che vanno alla grande in questo Sì, momento, sì. e invece tu hai scelto questa cosa un po' alla Michael Bublé italiano, anche con una voce devo dire squillante, potente. Suona davvero, bravo. No, perché comunque sì, il swing è nato, il primo
primo swingers era siciliano. E quera. Non mi ricordo, Coso mi hai era? preso proprio. Pippo coso, chi? Tuo figlio Totiso. Piano Papale. Poi se nasco un'altra volta voglio rifare il replay di tutto e di più, dice la bomboniera. C'è anche un messaggio vocale che non so da chi arriva. Poi io vorrei rinascere in Germania per capire come si sta bene con 50 politici e una donna al governo. Enzo Iozia. Ce l'ho anche io la t-shirt e vado Ci in sono giro. due bratte, uno Sì. sopra l'altro. Mettiti a quel Vieni microfono qua, là, vieni qua, mettiti vieni là. qua, Guarda, vieni qua, lui non vieni vuole qua. parlare, È non vuole timido, parlare è perché è un timido. timido. È un timidone. Ha vissuto 10 anni a Roma, poi 2 anni a Milano, vuole diventare uno stylist. Vuole... Il capello dello stylist ce l'ha. Ci avevo però. capito do Tamagotchi, da do coso, come si chiama? No, Tamagotchi, come Sembra si chiamano? Dragon Ball, I Dragon con sti Ball, capelli ecco. così. Goku. Però in realtà vuole diventare uno stilista. Di che è vero? È vero. Basta, grazie. No. Tenni poi, ok. Parla, No. come stai? Benvenuto, è un grande fan di Alla Catalla. Ci ascolta da Milano e ci ha portato personalmente stavolta le magliette della Instinct. Buon pranzo a tutti e Alla Catalla! La Catalla is on my mind.